Il girone d'andata della Serie A si chiude nel segno di un equilibrio assoluto. L'Ecositi Genzano passa a San Rufo, batte 3-1 lo Sporting Sala Consilina e aggancia in testa la Felli Eboli che pareggia 1-1 con la L84, ma è campione d'inverno in virtù dello scontro diretto a favore. Stesso risultato a Catania nello Sky Match tra Meta e Napoli, apre Borruto, Turmena firma l'1-1 nel finale. La Roma 1927 si impone 3-2 a Treviso e balza in quinta posizione. Settima è una storica Fortitudo Pomezia. Il primo blitz stagionale 3-1 a Benevento vale la certificazione alla partecipazione della Final 8, dove ci sarà anche la Sandro Abate. I lupi avellinesi sbancano Pesaro staccando Came Treviso e Sporting Sala Consilina all'ultima curva. Pirotecnico 4-4 a Policoro tra Pirossigeno Cosenza e Vinomita di Petrarca, in coda 3 punti di platino per un Active Network Corsaro a Manfredonia. La classifica dopo l'ultimo turno d'andata: Felli Eboli e Così di Genzano 32 punti, Meta Catania 31, Napoli 30, Roma 1927 26, L84 Torino 25, Fortitudo Pomezia 24, Sandro Abate 21, Sala Consilina 18 con la Came Treviso, a 16 punti la Vinomita di Petrarca, 14 per l'Active Network, 13 l'Ital Service Pesaro e la Pirossigeno Cosenza, a 9 Vitulano Drugstore Manfredonia, GG Teamwear Benevento. Queste le gare del prossimo turno, si torna in campo il 7 febbraio dopo la sosta per la nazionale. Benevento Torino, Pirossigeno Cosenza Napoli, Ital Service Pesaro Roma, Sala Consilina Petrarca e Così di Genzano Sandro Abate, Came Treviso Meta Catania e Vitulano Drugstore Manfredonia, Fortitudo Pomezia. Rescia, Tuli, Cuzzolino, ottimo il tocco per Rescia che porta in vantaggio l'L84. Venanzio in avanti per Barra, la pareggia la Felli Eboli a 6 secondi dall'intervallo. Visto anche il pubblico delle grandi occasioni, sarà scoppiettante. E solo davanti alla porta il numero 13 Bissoni sul passaggio di Nem che passa al centrocampo. Adesso per Igor, attenzione, la porta è vuota, Nem non si fa scappare l'occasione e insacca la seconda rete. Nem, Micheletto, ancora Nem, forse la cross al centro, la deviazione sfortunatissima di Carducci. Igor, esplode il Bava San Rufo. Podda, occhio lì, Boccao, la porta è vuota e il Napoli segna, Podda, attaccato Musumeci, va da Dialluca, Pulvirenti, palla nel mezzo, eccolo il varco per il pareggio di Luis Turmena. Fortino, attenzione, il pallone in mezzo e la rete! Piscossi la sblocca. Lo scarico per Wolex. Parte Wolex, il tiro e la palla in rete, il tap-in vincente sul tiro di Wolex. La respinta della difesa. Sacon e la rete di controbalzo, splendida la rete da parte del numero 89. Il passaggio, attenzione, il pareggio, Munilo, e va a trovare subito il pareggio con le due formazioni che stanno cercando. E intanto la rete di Marcelinho. Raubo, Lopez, 1-2, va via Raubo che non sbaglia, chiude il triangolo e sblocca il punteggio, il Pomezia in vantaggio. Gattarelli, ancora Dudu che va via, Dudu, 1-2, gran gol del Pomezia con la rete di Dudu. Lotta Bolognino, palla che resta lì, occhio a Raubo che fa 3-0. Arriva la doppietta del numero 18 e riparte, la palla non è uscita, va via Josema che calcia e segna. Josema che fa 3-1, accorcia subito il Benevento.
mette calma e ordine. Kenji accelera a cercare Ghi, che sul secondo palo tutto solo fa 1-0 per la Sandro Abate. Primo impatto che la direzione non era corretta. Kenji, Galletto ha un po' di spazio. Galletto si è fatta sorprendere di nuovo la retroguardia dell'Ital Service, ne approfitta la Sandro Abate. 2-0 con Galletto. Mattias a cercare Saponara! Saponara in rovesciata, la riapre l'Ital Service, mamma mia Saponara! Prova a lottare sulla Brandy, Barrichello va giù, la Brandy recupera in maniera regolare, si accende, pala Megavox, pallone per Kenji, rientra Kenji! 3-1 della Sandro Abate con Kenji che in contropiede fa malissimo all'Ital Service. Punizione, lascia l'incombenza al fratello. Parte Felipe Mello dentro per Giampaolo che trova il gol del vantaggio. Sorpresa, la retroguardia della Pirossigeno Cosenza al Pala Ercole. Nel frattempo conclusione di Cabeza che trova il gol dell'1-1 dal nulla. Anderson Cabeza. Pedrigno pallone per Mateus, quindi Trentin che controlla e si gira. Rodrigo Trentin mette in mostra tutta la sua classe. Sterzata Sodornato, recupero della Pirossigeno Cosenza che può ripartire con Trentin, suolata davanti a Feverati, pallone per Marchio che porta i suoi a +2 a 18 secondi dall'intervallo. Anzi no, tutto regolare secondo il direttore di gara. Contro transizione Vinum Italy. Pallone dentro per la conclusione di Rafinha che accorcia le distanze. Giampaolo passa molto bene, Rafinha di là per Molano che controlla e calcia e trova il gol del 3-3. In un attimo è risorto dalle ceneri il Vinum Italy Petrarca. 35 secondi alla Sireno, tutto o niente. Cabeza allarga, controlla Bavaresco, Mateus, Feverati e poi arriva Rodrigo Trentin che realizza il gol del 4-3. È passata la Pirossigeno Cosenza. Del Ferraro lungo, recupero di Rafinha. Molano lascia scorrere per la conclusione da parte di Felipe Mello, anzi di Victor Mello che trova il gol del 4-4 a 8 secondi e mezzo dalla Sirena. Ancora Grasso tra due avversari, palla che va dalle parti di Hamza, pensa troppo, poi arriva Lepadatu e la rete di Paolo Cesaroni. Parte Murgo, precisione chirurgica, è strepitoso. Palla verso Ronaldo, il tiro deviato in maniera spettacolare e poi Lucio! Un rigore in movimento. La medica, attenzione, ha recuperato il pallone, l'Active Network, carica il destro Ferretti e mette dentro la rete del 2-2. Ci sono, attenzione, tentativo alla rete. Block, ribalta nuovamente il parziale. Girare palla con pazienza, chiede Ceppi dalla sua panchina. Attenzione, sbaglia tutto Murgo, Cesaroni la mette dentro. Murgo, Gelve, cerca Canal, lo trova! Mauro Canal